Alcantara in arabo significa ponte di pietra, è il nome di un fiume che scorre per 48 km, è uno dei 4 principali fiumi della Sicilia. Le sue sorgenti sono a 1250 metri sull'Etna e va a gettarsi poi nello Ionio, più o meno all'altezza di Naxos. Il suo letto è un letto molto particolare perché si tratta di una colata lavica terrificante, di un piccolo vulcano ormai spento da tempo, un vulcano eccentrico rispetto al cratere principale dell'Etna, il Moio, una colata lavica terrificante e poi una sorta di miracolo della natura. Guardate, alle mie spalle sembra quasi una catasta di legna. Sono tutti prismi geometricamente perfetti, veramente un incanto. Sono all'inizio di quelle che possiamo chiamare le gole dell'Alcantara. E qui con me c'è Carmelo Vaccaro, che è il proprietario di una parte dei terreni che fiancheggiano queste gole, che per anni ha cercato di difendere. Io vorrei capire questa spaccatura però. Questo letto di questo fiume così particolare, ora dolce, ora agitato da salti e da cascate, è dato dall'erosione dell'acqua del fiume o da cosa? Assolutamente no. Questa enorme massa di lava, dove ci troviamo noi, dello spessore 60-70 metri, ha riempito tutto il fondovalle. A un certo punto è avvenuto un assestamento dovuto magari a una scossa tellurica che ha provocato questo abbassamento dalla nostra parte a destra. Se noi li ricongiungessimo combacerebbero perfettamente. Se noi Carmelo, potessimo sollevarli, potrebbero combaciare l'uno all'altro. io l'abbandono, signor Carmelo, perché cominciamo questa puntata con un'avventura. Non potevamo che cominciarla con un pluricampione del mondo di sport estremi, con Angelo D'Arrigo. Siamo organizzatissimi, vestiti, siamo in parecchi. Che cosa faremo lungo queste gole? Quindi adesso facciamo la risalita delle gole dell'Alcantara, che sono suggestivi per ciò che tu hai già elencato, e quindi lungo le acque di questo fiume, che è acqua di sorgente, quindi quasi da bere, e vediamo un po' come ce la caviamo. Anche abbastanza fredda. Allora io mi prendo il mio Hydrospeed, perché in realtà noi poi scenderemo con questo. Questo è uno dei 4 elementi fondamentali per la vita di questi amici che praticano sport estremo qui alle falde dell'Etna e sullo Ionio, che sono acqua, fiume Terra, fuoco. e quindi che cosa si può fare? Faremo quindi la prova in canoa e in Hydrospeed, dopodiché, se la giornata lo consente, faremo un bel volo in deltaplano. Perfetto, andiamo.